Dopo 3 scontri diretti si gioca contro una squadra in lotta per la salvezza. Queste gare vanno affrontate in modo diverso? Ma queste gare vanno affrontate come le ultime tre, perché abbiamo messo in campo tanta determinazione, concentrazione e anche domenica contro una squadra molto forte abbiamo dimostrato che sappiamo rimanere sul pezzo e quindi secondo me queste gare vanno affrontate nella stessa maniera. Il Portogallo è in difficoltà di classifica. Che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Sarà una partita molto, molto dura sicuramente perché loro metteranno in campo il tutto per tutto e quindi anche noi dovremo riuscire a controbattere contro una squadra che ovviamente dovrà dimostrare di poter rimanere in questa categoria. Secondo te sarà una gara molto bloccata? Ma non saprei dirti sinceramente come potrà svilupparsi la gara. Noi faremo il nostro, faremo quello che abbiamo fatto fino adesso, cercheremo di portare a casa i 3 punti perché per noi sono fondamentali per mantenere il nostro obiettivo e loro altrettanto, quindi sarà una partita importante per entrambe le squadre. Dopo le soste, il Viareggio e gli impegni ravvicinati, la squadra torna abbastanza a pieno regime? Sì, noi abbiamo tutti gli effettivi, siamo in un buon momento di forma, a mio modo di vedere, quindi abbiamo tutta la rosa al completo. Cosa sarà decisivo in queste ultime 4 gare? Sarà decisivo rimanere concentrati sul nostro obiettivo, questa è la cosa fondamentale. Noi dovremo mantenere la testa sui nostri obiettivi e restare sempre concentrati sui dettagli.